Un buon pomeriggio a tutti, amici gentili spettatori, in diretta dal Salvatore Famazza di Terrasini per seguire il match tra Partinica Audace e San Vito Lo Capo, valido per la 14ª giornata del girone A di promozione siciliana. Scontro importante alla prima di questo 2024 per i ragazzi di Mister Abenante, che devono affrontare la seconda della classe a pari merito con la prima, che è il San Giorgio Piana, che già da queste parti ci è passato, ha avuto difficoltà, ma ha comunque vinto. San Vito attrezzatissimo, che anche lui ha cambiato qualcosa in sede di mercato, non quanto il Partinica Audace, forse tra le squadre più movimentate in estate. Possiamo vedere subito quella che vede Agostino De Luca al centro d'attacco del Partinica Audace, maglia numero 9 per lui. Dall'altra parte c'è un grande ex, che è Alessandro Pirrotta, che fino a poco tempo fa si trovava proprio dall'altra parte con la casacca nero-verde. Adesso le squadre si stanno schierando sul rettangolo di gioco. A breve il direttore di gara della sezione di Agrigento aprirà le danze della sfida. È iniziata adesso Partinica Audace San Vito Lo Capo, subito un lancio per Maranzano, la palla per De Luca, che lavora subito da boa offensiva e scarica dietro per Scrozzo. Inizia bene, molto pimpante per Partinica Audace, con una fitta rete di passaggi. Pulizzi di testa, Scrozzo, palla per De Luca, prova addirittura un tacco, poi Panzeri, subito attrazione offensiva la squadra di Abenante, che non vuole perdere tempo per recitare un ruolo da protagonista in questa sfida. Amiri, prova a cedersi Rosone, adesso si affaccia il San Vito, la prima palla è giocata dal 10, che riconquista la sfera, ancora Rosone, chiuso da D'Amico, oggi utilizzato nel ruolo di centrocampista il numero 4, che fino a poco tempo fa faceva il centravanti. Scrozzo, la partita è molto movimentata da una parte e dall'altra. Longo si accentra, anche oggi confermato nel ruolo di ala destra, un cross in mezzo, ma il vento può giocare brutti scherzi. Infatti De Luca chiedeva lo scarico, poi Rosone Viscuso chiude, altro ex. Oggi ce ne sono tanti. Viscuso in questo inizio di stagione a San Vito ha totalizzato 14 presenze tra campionato e coppa. Poi è arrivato il trasferimento a Partinico, molto performante, l'ex Messina, un giocatore che ha grande esperienza anche in Serie D e in eccellenza, un lusso per la categoria, mi viene da dire. Tanto Amiri, oggi sostituto naturale di Fili, che per squalifica oggi siede in tribuna. Tanto Partinico Audace che controlla con Cusumano, in dubbio fino alla fine, usando questo gioco di parole è stato schierato. Intanto De Luca gioca bene di sponda per D'Amico, apertura del 4 per Scrozzo, avanza il Partinico Audace, lungo per Daniel Longo, che ha chiuso il suo 2023 con un gol importantissimo sul centro del 2-0 contro l'Empedoclina. Anche nella giornata precedente contro l'Incarenza era riuscito ad andare in gol, infatti è il capocannoniere di questa squadra con un tris. E allora si affaccia in avanti il Partinico Audace con Cusumano, gioca corto per Scrozzo, pensa al cross il capitano del Partinico, ancora Scrozzo che deve lottare, alla fine va in mezzo, non riesce a guadagnare angolo e quindi si riparte da Avignone. Prima costruzione della partita per il San Vito, squadra che utilizza un 4-3-3 molto propositivo. Abbiamo seguito questo girone d'andata la squadra di Mister Comito, una delle più belle da vedere in termini di produzione offensiva, di gioco corale. E allora la palla per Bulades,
Viene dentro al campo il capitano del San Vito, prova a dialogare con Forconi, ancora un pallone a cercare Rosone, e allora prova ad accendersi Longo, che apre a cercare De Luca in profondità, anticipato molto bene da Di Benedetto, poi va giù il 5 del San Vito, allora il pallone arriva a De Luca, torna indietro, il pallone arriva direttamente a Viscuso, D'Amico, poi Viscuso a cercare il taglio di Pulizzi, c'è anche De Luca da quella parte, non arriva a destinazione la sfera giocata da Carmelo Viscuso, si riparte con una rimessa laterale per il San Vito. Va direttamente al lancio la retroguardia biancazzurra, occhio che è scappato Cosimo Cardella, accelera Alex Castelbuono, ancora Cardella, va in mezzo, deve anticipare tutti Maranzano, libera D'Amico, gioca a muro per Cusumano, il lancio del 2, a cercare Pulizzi, il vento aiuta o va a sfavore di qualcuno? Viscuso molto bene su Pirrotta, torna indietro, pulisce la giocata ma non c'era la verticalizzazione, si alza Panzeri, pressione forte dell'ex Mazzara, riesce ad uscire in palleggio il San Vito, si è un po' allungato il Partinico Audace in questo frangente di gara, siamo solo al quinto, ma già abbiamo visto tanti bei spunti. De Luca protegge bene, guadagna fallo, per lui un ritorno in promozione dopo ben 10 anni. Intanto D'Amico l'aveva giocata, non era stata rispettata la distanza. Dico, è chiaro in questo caso che si tratti di un calcio di punizione a ripetere. Intanto esce Cascione con i tempi giusti, anticipato Pirrotta, e quindi si può costruire. Cusumano offre spazio Longo in avanti, riconquista palla il San Vito, Longo ci crede più di tutti, accelera Longo, c'è De Luca che protegge bene, prova ad aprire il 9, ci pensa Scrozzo che va ancora da Cusumano, molto alto il Partinico Audace, la pressione di De Luca per ad uscire in palleggio il San Vito, ma i neroverdi da Benante insistono, ci crede De Luca, deve proteggere in qualche modo Di Benedetto, e alla fine ha ragione lui, guadagna rimessa dal fondo. Credo che debba trovare un pochino più di ordine il Partinico Audace in questo inizio, perché per il resto sta andando tutto secondo i piani. E allora va a giocare subito a uomo Maranzano, buon anticipo di Amiri sull'ex Pirrotta, poi prova ad accendersi Pulizzi, va a cercare il recupero di Panzeri davanti alla porta, Panzeri! Il miracolo di Avignone, la prima occasione della partita al minuto 6, ha provato ad accendersi l'ex Cittadella, ma è arrivato un grandissimo intervento del portiere del San Vito, ha fatto un grande recupero palla il 10, poi qualcosa è andato storto nella conclusione, il piazzato sembrava funzionare, ma la mano di Avignone ha avuto la meglio. Intanto il direttore di gara cede un attimo gli animi, chiede che venga ripetuta questa battuta alla bandierina. Vediamo il primo corner della partita nero-verde, che sicuramente hanno iniziato meglio rispetto agli avversari. Corner battuto un po' male, però il pallone arriva comunque ai tre piedi di Scrozzo, che permette ai suoi di insistere. Panzeri al cross sul primo palo, alza la bandierina il guardalinee, e quindi si riparte con il San Vito in possesso di palla. Un'occasione sicuramente non da sprecare quella di Panzeri. Ma ormai è andata, solo da insistere per il Partinico. Costruisce il San Vito, si abbassa un po' il Partinico, alla fine esce ancora Panzeri, le sue pressioni sembrano essere efficaci. Intanto il lancio per Cardella, Cusumano la legge bene, deve solamente mettere il pallone fuori. Occhio a questa grandissima giocata di Cardella, poi Rosone va in mezzo,
Bene Amiri di testa, buon inizio anche per il numero 6 che non ha trovato tanto spazio con Mister Abenante. La coppia Viscuso-Filì ha dato grandi certezze al tecnico del Partinico. Per il momento è un buon inizio quello di Amiri. Rosone a lottare con Viscuso, la palla alla fine uscita. Adesso Cascione che chiede e concede il tempo suo di mettersi meglio. Poi Amiri con calma per D'Amico, si prende dai rischi e alla fine Viscuso allontana per De Luca. È chiaro che per caratteristiche D'Amico possa peccare in qualcosa, poi De Luca bravissimo a prendersi fallo. Chiaramente Agostino De Luca è un lusso per questa categoria, uno che non la fa da almeno 10 anni. La sua ultima esperienza in promozione è stata a Ribera, dove ha vinto la categoria, segnando gol importanti anche lì. Poi ne ha vinto un'altra a Monreale e per il resto possiamo raccontare di una sua carriera praticamente vissuta interamente in eccellenza, solo una volta in Serie D allegata, ma sicuramente il massimo livello regionale possiamo definirla come la sua casa. Il San Vito si appresta a battere questa punizione con questo solito gioco da dietro. Lancio Amiri col tempismo giusto, poi si prende dei rischi inutili e è andato a mettere in difficoltà Cascione. Non c'era bisogno assolutamente di giocarla dietro questa palla. Poi Panzeri torna indietro Rosselli. Bravo Cusumano a chiudere la linea di passaggio per Rosone. Longo sfida Cardella, poi accelera, si è allungato la palla Longo con i piedi sulla linea, può pensare al cross, perde Luca, il colpo di testa dell'ex Marineo, ma blocca la palla Avignone. Altra risposta presente dell'estremo difensore della squadra ospite. Intanto occhio a questo lancio diretto per Rosone, grandissimo aggancio dell'ex città di Casteldaccia. Chiude Viscuso, D'Amico riesce a far ripartire i suoi. Panzeri, giocata all'esterno, ancora il 10, per passare in mezzo a due, Rosselli lo chiude, ma si era sentita la botta. Rosone intanto è partito in posizione irregolare, alza bene la bandierina, il guardalinee l'ha vista giusta e con grande tempismo, con grande determinazione. Non è scontato, diciamo che in questo campo qualcosa l'abbiamo vista. Intanto costruisce il Partinico Audace con Amiri, sempre con la sua calma. Pulizzi, Maranzano, ancora Pulizzi, un tocco basta per servire Panzeri, spintolato, forse ci vuole meno leziosità. Poi il contatto tra Cusumano e Rosone, ritenuto irregolare anche dal direttore di gara. Avanza Daniel Longo e la sua mattonella per pensare anche al tiro, ci prova, rimpalla a sfavore, poi Rosselli prova ad uscire il San Vito. Bulades aggancia, ancora Bulades, Maranzano gli sta a uomo, pressa altissimo il Partinico, poi D'Amico a riproporre per De Luca, si salva in qualche modo a squadra ospite. Poi Pirrotta, ma Amiri lo marca bene, sembrava un normale contatto tra difensore e attaccante, fischiato fallo addirittura ai danni del 9 biancazzurro. Maranzano prova a passare, c'è spazio, servito Pulizzi, va alle cross l'11, vediamo se si ripartirà la bandierina. No, il San Vito si salva. Panzeri col petto, però comunque il pubblico apprezza. Era chiaro che metterla giù col petto da lì gara godibile a questo momento. Rimessa giocata
Anticipato ancora Buladesh. La pressione di Pulizzi. De Luca. Passo di Benedetto. Per liberarsi la sfera 5. La palla passa e arriva Rosone. Tocco all'indietro per Rosselli. L'apertura dell'8. A cercare il capitano del San Vito, che quest'anno ha siglato la bellezza di 7 reti. Buona giocata. Si distende in avanti la formazione di Comito. Buladesh al limite. Arriva un cross sul secondo palo. Mano libera. C'è anche Cascione. Poi Marianzano con eleganza. Un sombrero. Un altro. Palleggia con la testa. Pulizzi viene dentro il campo e cerca Longo. Era giusta la trama. Forse ci voleva un taglio con un po' di anticipo da parte del 7. Ma la gara non sembra proprio squadre che hanno 13 punti di distacco. Ma già col piano avevamo visto che il Partinica Audace era in grado di giocarsela a viso aperto e ancora molti degli acquisti che oggi sono in campo non c'erano. Occhio ad Amiri, vi scuso, non devono fare confusione. Si torna da Antonio Cascione alla sua seconda apparizione con questa maglia dopo aver trascorso la prima parte di stagione in eccellenza a Castellaccia. Grande giocata di Scrozzo. Prova un dribbling su Rosselli. Duello tra numeri 8. Alla meglio il capitano del Partinica Audace che guadagna un'importante rimessa laterale. Maranzano subito a cercare De Luca. Prova a resistere al duello fisico con i difensori. Poi prova a dargli una mano Pulizzi che con grande determinazione si era buttato di testa. Poi Pirrotta. L'apertura a cercare Rosone. Stavolta l'aggancio al 10 non riesce. Ma sicuramente uno dei uomini più pericolosi di questa squadra, il capocannoniere del San Vito, con 9 reti. Talento indiscusso per questa categoria. Ci ha giocato 12 presenze per la precisione nella stagione 2018-2019, quando il Partinica Audace militava in eccellenza. Poi da lì fu retrocessione. San Vito e Partinica non hanno smesso di affrontarsi da allora, sempre in questa categoria. Occhio a queste giocate che chiamano Cascione all'uscita. Aspetta, portiere palermitano. Sto Scrozzo ragiona un po', palla al piede. Scrozzo va a giocare da De Luca che non perde un duello, gioca bene di sponda, avanza Cusumano, taglio interno del terzino destro. Però qui D'Amico deve recuperare la posizione perché il San Vito è ripartito con Rosone. Prova a scambiare con Cardella. Fallo di D'Amico. Calcio di punizione dal limite. La discreta posizione. Chiede spiegazioni il 4 nero-verde. Tanto provano a giocare subito gli ospiti, ma si andrà con una battuta classica. Ci sono Cardella, Rosselli sul punto di battuta, anche Capitan Buladesh. Sicuramente dal punto di vista tecnico grande scelta il San Vito. Vento fortissimo oggi a Terrasini. Rosone si mette davanti a Cascione per cercare di coprirgli la visuale, ma è chiaro che attualmente il 10 è in posizione regolare, quindi il gol verrebbe annullato qualora la palla entrasse. Si ritarda un po', alla fine va Rosselli, sicuro Cascione che la blocca senza brividi. E adesso, come al solito, aspetta che la squadra si distenda. Va diretto Cascione a cercare De Luca. Arriva
La palla a Pulizzi, Panzeri, c'ha spazio nella tre quarti avversario del Partinico Audace. Il tocco di De Luca per Scrozzo. Palla e cross, il vento non aiuta le due squadre nello sviluppo del gioco. Longo si propone Cusumano al limite, il mister chiede che punti e lui con determinazione va, ma il contatto è stato molto molto lieve. Semplice rimessa dal fondo. Chiaramente il Sambito non butta la palla. Tocco all'indietro. Di Rosselli imposta il club ospite. La palla uscita, non c'è arrivato Buladesh a tenerla in campo e quindi si riparte da Maranzano. Si va a fare questa rimessa laterale. Va a cercare Panzeri che si era aperto lo spazio col fisico, ma il San Vito riesce a ripartire con Rosone. Avversari addosso, prova a imbucare Pirrotta, ma la palla è facile per Cascione. Amiri porta palla, deve andare diretto su De Luca, la palla è difficile, il vento quasi la ferma. Poi Pulizzi va giù, però ripulisce Rosselli, c'ha spazio Buladesh che accelera, ancora Buladesh, arriva il taglio di Rosone, grande chiusura di Amiri, però cross, esce di nuovo il pallone dall'aria, sempre grazie ad Amiri. Pulizzi, non c'è fallo, Panzeri c'è una verticalizzazione facile per Longo e allora prova ad andare il 7, è la stessa situazione di poco fa. Longo rientra, Panzeri si infuria mister Abenante, voleva lo scarico per De Luca e adesso il Partinico Audace si prende pure il contropiede. Rosone rientra sul suo piede e va al limite da Buladesh. Sono dolori per il Partinico in queste circostanze, ma Miria fa un altro intervento provvidenziale, è il migliore del pacchetto arretrato. La partita si è spaccata in due e allora Cusumano va da Longo, ma quella palla andava scaricata a De Luca. Longo, c'è spazio, Longo va al tiro, palla alta sopra la traversa e adesso De Luca va a richiamarlo il suo compagno. Partita di grande intensità, entrambe le squadre giocano a viso aperto, chi la seguite non si poteva aspettare nulla di diverso. Poter prevedere una gara bloccata quando c'è l'idea di voler vincere ad ogni costo. Scrozzo, Longo, Scrozzo, palleggio sul corto, poi D'Amico che deve affinare questo nuovo ruolo di play, poi fallo di mano di Rosselli. Si occupa della battuta di questa punizione D'Amico, ma va corto per Cusumano, Viscuso, serie di finte, apertura per Amiri che si prende un rischio ma guadagna rimessa laterale. No, è del San Vito. Era palesemente del Partinico questa palla. Possiamo definirlo il primo errore della terna arbitrale, perché fino ad adesso la conduzione anche degli arbitri è stata perfetta. Tanto Pirrotta controlla, porta palla, avanza il 9, chiude D'Amico, davvero difensore. Scrozzo, ancora per Longo, la palla si incespica in mezzo ai suoi piedi, ma il Partinico riesce comunque ad avanzare. Longo non è riuscito a servire un passaggio importante. Sicuramente stanno mancando le ultime scelte negli ultimi metri. Adesso si deve un po' ricompattare la formazione Benante. La palla arriva a Rosone, avanza il 10, punta e poi apre da Buladesh.
c'aveva l'anticipo Maranzano, ha preferito aspettare, ancora Rosone, scarica per Rosselli, prova adesso a fare il suo gioco il San Vito, D'Amico chiude, allontana, Rosselli, anticipato nel movimento Panzeri, poi Bulades, al cross per Pirrotta, pescata in fuorigioco il 9, ma non ci è arrivato. Qui al Partinico Audace ci ha fatto pochi mesi, 5 reti per lui. La sua ultima partita è stata contro l'Iccarense, ha lasciato con una traversa da subentrato. Poi il passaggio di poche settimane fa a San Vito. Tanto D'Amico irruento, quasi franato su Cardella, e se non erro il secondo fallo del 4 per l'11. 24 sul cronometro, il risultato di 0-0. Il Partinico Audace ha avuto una palla gol con Panzeri, poi tante scelte sbagliate negli ultimi 30 metri. Buone risposte da De Luca. Cascione sicuro sulle poche situazioni prodotte dal San Vito Lo Capo. Pronto Rosselli a battere questa punizione, cercato il secondo palo, allontana Pulizzi, occhio perché il pallone è arrivato a De Luca, lavora benissimo il 9, c'ha due soluzioni, c'è Panzeri, servito, avanza l'ex Mazzara, Panzeri 1 contro 1, va al cross, palla allontanata da Cardella, poi Pulizzi, prova ad accendersi anche lui, Pulizzi, dalle cross, la palla arriva a scrozzo, tiro murato, ma il San Vito si salva. Poi devono buttare la palla, Pirrotta proteggi, Amiri, stavolta è stato più furbo Pirrotta, ma Amiri ha fatto anche in questa situazione tutto bene. Ha giocato subito il San Vito senza perdere tempo. Bulades al cross. Occhio che arriva Rosone. E c'era la palla dell'1-0 anche per il San Vito. L'ha sprecata il 10 stavolta. Errore del 10 da una parte e dall'altra. 1-1 sul piano delle occasioni nitide, quelle concrete. Si ripartirà da Caccione, ma che brivido. Cusumano doveva stare molto attento da quella parte. Amiri, Maranzano rientra, per Pulizzi, poi verticalizza per Panzeri che sta facendo quasi l'attaccante aggiunto. È una mezzala che si butta tantissimo nello spazio, tanto esce bene con personalità il San Vito dai piedi di Mustaccia. Poi il tocco di Bulades, Pirrotta partecipa alla manovra, ma è un regalo per De Luca, da 9-9, Longo a memoria quasi per scrozzo, infuriato mister Abenante, e allora riparte Rosone, accelera, ancora Rosone, ne ha 3 addosso, protegge col fisico il suo ex compagno Viscuso. Partinico Audace e San Vito che si sono date battaglia in questi 4 anni. Al momento i precedenti dicono 10 confronti, 3 vittorie del Partinico Audace, 4 del San Vito e 3 pareggi. L'ultima sconfitta è arrivata proprio nel girone d'andata, quando il San Vito ebbe la meglio sui ragazzi allora allenati da Bellomo. 4-1 il risultato. A decidere in particolare fu una doppietta di Bonaventura, attaccante argentino, poi ceduto dal San Vito, che ha deciso di affidare le chiavi del suo attacco a Pirrotta. È un giocatore che adesso non è in campo.
giocatore importante come Alessio Cannavò, che viene dall'Accademia Trapani, quest'anno ancora non si è sbloccato, ma non risulta indistinta. Tanto la palla giocata bene da Rosselli, era giusta l'idea dell'8, non l'hanno capito gli attaccanti, in particolare Pirrotta. Tanto Amiri con personalità per D'Amico, verticalizza da Pulizzi, tocca memoria per Maranzano che lancia Panzeri per Rosselli, a memoria avanza, sempre con personalità il San Vito, grande salvataggio di Maranzano, ma il San Vito non aspetta, non vuole buttare fuori la palla, arriva quest'altro cross sempre su Rosone, entra tantissimo dentro l'area di rigore. Mi scuso, D'Amico è stato da Rosselli. Occhio a questa palla per Pirrotta, Miri protegge bene. Cascione va a cercare Scrozzo. De Luca, sempre propositive le sue iniziative. De Luca pensa addirittura al tiro, da lì chiede scusa. Richiama un feroce alla linea difensiva. Costruisce il San Vito. Possiamo dire che non ha mai buttato la palla la squadra di Comito. Sempre sviluppato con i suoi centrali. Tanto una palla per Bulades che però rientra da fuorigioco. Grande chiamata ancora una volta da parte delle guardalinee. Panzeri, scivolata di Bulades, non fallosa però. Maranzano a cercare De Luca, lo anticipa Pulizzi, il tocca all'indietro. Maranzano forte sulla palla, guadagna ancora laterale. Cercato direttamente De Luca, una cassaforte per il Partinico Audace fino a questo momento. Si gioca ancora De Luca, protegge poi Maranzano, infatti chiede calma, centravanti nero-verde, è stato un po' frenetico in questo caso il 3 a cercare un cross diretto. Tra l'altro De Luca era fuori area, quindi in assenza di centravanti la palla in mezzo è meglio non metterla, visto che comunque presentiamo in casa Partinico un tridente un po' leggerino in termini fisici, ma di grandi qualità, come due giocatori come Pulizzi e Longo. Intanto D'Amico in un ruolo inusuale come quello di esterno si era allargato tantissimo per andare a crossare. Tra l'altro D'Amico è stato protagonista di un gol contro l'Empedoclina dal dischetto, non ha sbagliato, ha sbloccato una pratica che comunque si stava mettendo piuttosto complicata, quella contro una delle ultime della classe di questa categoria. Addirittura va a battere la Maranzano questa rimessa laterale. Palla in mezzo per De Luca, la palla rimane lì, ma non è riuscita a impattare bene con la palla il destro di De Luca. Altra ghiotta opportunità per il Partinico Audace, chiaramente non dallo stesso peso di quella fallita da Panzeri a inizio match. Questa era un pochino più complicata, su un rimbalzo in mezzo a una mischia.
tanto il pallone stava arrivando direttamente a Rosone con una sponda di Pirotta sul rinvio del portiere. Tanto botta ai danni di De Luca, netta, smanacciata, ma l'arbitro forse non era posizionato bene per vederla e ora fischiato fallo. L'hanno visto tutti, infatti il direttore di gara è stato praticamente accerchiato. Anche De Luca va a dire qualcosa all'arbitro. Pronto Rosselli? Solo De Luca a proteggere la porta per quel che si può, chiaramente. Cross in mezzo, esce Cascione, travolge Maranzano, ma è riuscito a mettere la palla fuori. Arriva un componente dello staff medico del Partinico Dace. Di dove è l'arbitro? Di dove è l'arbitro? Due giocatori a terra. Hanno bisogno di un piccolo soccorso. Pascione si è già rialzato, ma Maranzano continua ad essere dolorante. Speriamo non sia nulla di grave. Si è rialzato Maranzano, ma non è ancora al top della forma, no. Stando sulle ginocchia, infatti fatica ad uscire, bisogna di essere un po' accompagnato. Ma questa non è una bellissima notizia, perché anche in panchina su quella fascia c'è poco. Nel frattempo il Partinico prosegue in 10. Corner del San Vito, allontana Miri e può ripartire il Partinico Dace con Scrozzo. Fallo di mano, non ravvisato ancora una volta. Si sta un po' perdendo l'arbitrale in certe situazioni abbastanza lenti, non c'entrano nulla Fede e scelte di parte, ma questa è oggettività, come c'è stata quella botta a centrocampo di De Luca, anche qua c'era un fallo di mano. Comunque la palla è del Partinico e quindi non importa. Cascione a cercare De Luca, travolto. Tanto De Luca dice
di calmarsi il suo avversario. Amiri, Maranzano, Pulizzi, protegge bene col petto, però regala palla a Pirrotta. Maranzano, ancora Pulizzi, deve uscire da qui il Partinico Audace, è la tre quarti avversaria che conta. Amiri apre da Cusumano, mette giù col petto con un po' di fatica il 2, poi sbraccia Cardella e quindi calcio di punizione in favore del Partinico Audace. Punizione che batte Viscuso. Continua a fintare Viscuso questa battuta fino a che il pallone arriva a De Luca col petto per Longo. Pulizzi provato a verticalizzare dopo il controllo. La palla è uscita sempre del Partinico. Diciamo che non è il ruolo di De Luca a batterla. Infatti la lascia con piacere a Cusumano. Pronto il 2. Sempre De Luca. Valle cross e viene beffato dall'ultimo rimpallo. Rimessa dal fondo. Minuto 40 che sta per scoccare. Quindi siamo entrati proprio negli ultimi istanti di questo primo tempo. Molto combattuto, molto equilibrato. Bello da vedere. Sono iniziato un po' a piovere. Occhio a questa palla per Rosone davanti a Cascione. Sarà letteralmente divorato Rosone. Leggerezza difensiva del Partinico Audace che all'improvviso ha permesso a Rosone di andare in solitaria davanti a Cascione. Ma questo è un regalo da parte del capocannoniere di questa squadra, che oggi cerca la doppia cifra e ha avuto ben 2 palle gol per trovarla. Si rimane sullo 0-0, ma è un puro caso. Tanto Cascione rinvia male, il Partinico Audace ha perso un po' di certezze. Sicuramente mister Benante dovrà trovare delle soluzioni in termini di uscita della palla, perché molti rilanci non stanno favorendo lo sviluppo della manovra. Tanto Longo, occhio a questi altri retropassaggi pericolosissimi. Scrozzo delle leggerezze non all'altezza della partita contro una seconda in classifica. Certe cose non si possono regalare, soprattutto quello di Rosone era l'1-0 pulito. Viscuso, prestato bene da Pirrotta, imbucato Rosone, va a lavorare col fisico Cusumano, alla meglio il Partinico Audace col suo numero 2, va a rilancio, Longo regolare, però la palla è uscita. Si alza la pressione di Scrozzo. Il palleggio del San Vito. Occhio D'Amico, può andare su Cardella. Gli ha messo il piede. E il direttore di gara ha chiamato fallo. Grande anticipo di Cusumano. Ma il fallo è in favore del Partinico Audace. A commetterlo è stato Rosone. Per il direttore di gara, anche questo è un contatto molto molto dubbio. Difficile capire in questa situazione chi è stato a commettere fallo. La caviglia, ginocchio.
Oh, ma hai suonato perché... Cusumano torna a distribuire gioco da dietro. Partirico audace. Amiri, Pulizzi, scivola un po', riesce a prolungare per Maranzano che la tiene in campo. Rimessa San Vito, giocata subito. Amiri, Buladesh avanza. Occhio a Rosone dall'altra parte, scappato di nuovo. Salva Cascione, Pirrotta. È il gol dell'ex che si mette le mani nell'orecchio e fa 1-0. Vantaggio San Vito. Ma forse c'era una rimessa laterale. Tanto ammonita Miri. 1-0 San Vito Lo Capo. Guarda lì, dopo lavato ci sei. Aggiorniamo il tabellino. Ma che cazzo ci pensate? Sta vacante. A casa la metà stare. Sesto gol di stagione. Primo gol con la maglia del San Vito per Pirrotta. Cambia il parziale al Favazza di Terrasini dopo un primo tempo equilibrato, ma era da un po' che il Partinico ci stava concedendo qualcosa al San Vito. Qualcosa ha sprecato Rossone. Pirrotta si è fatto dire 2 volte. Viscuso, D'Amico, Cusumano, Longo, messo giù. Calcio di punizione. Guarda lì, è andata lì la partita per noi, o no? Tanto arriva subito un lancio per Pulizzi per cercare di ristabilire almeno la parità il Partinico Audace prima che si concluda questo primo tempo. Già si è archiviata l'intero minutaggio, quindi ci dovrebbe essere un recupero. Cusumano in mezzo per D'Amico, non ci arriva Pulizzi, libera Buladesh, Longo va a cercare un cross, poi il San Vito fa un po' di confusione nel liberarsi di questa palla e alla fine ci arriva Viscuso che aggancia, se la allunga e poi subisce fallo da Pirrotta. Viscuso andrà direttamente in mezzo. Palla per De Luca, ma il vento non suggerisce queste pallonate sopra. Rimessa giocata subito per De Luca. Si prende spazio. Tocco. Arriva il corso di Cusumano. È buona per Panzeri. Che insiste. Panzeri. Si lascia cadere Buladesh. Calcio di punizione. Vento e pioggia. È tanta difficoltà. Tanto arriva il lancio per Pirrotta, ma la palla non lo raggiungerà mai. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-1, decide il gol dell'ex di Alessandro Pirrotta nel finale. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Penso che sia un bicchiere molto pieno, perché sinceramente all'inizio dell'anno nessuno avrebbe ipotizzato, anche il più ottimista, che noi saremmo stati quinti, che avessimo fatto un campionato di grande livello come abbiamo fatto. Mi ricordo che a parte la partita di Salerno
che abbiamo perso per motivi secondo me extra pallanuotistici, con decisioni arbitrali veramente singolari e dubbie. Noi abbiamo perso solo con Recco, Savona e Brescia, e col Brescia eravamo senza i 2 americani, poi siamo andati a vincere a Trieste, siamo andati a vincere a Napoli, siamo andati a vincere a Quinto, siamo andati a vincere, insomma abbiamo pareggiato a Siracusa, quindi insomma direi che è stato un campionato eccellente, veramente non mi aspettavo, come dicevo prima, con tutte le difficoltà che ogni anno ci sono e che ogni anno ritornano ancora di più, tra cui la piscina, non abbiamo spazi acqua adeguati, siamo costretti ad andare 2 volte a settimana a Terrasini, meno male che c'è Terrasini, ma questo poi crea problemi, perché tipo ieri sera siamo andati, c'era un temporale incredibile, quindi non è facile allenarsi. E la cosa ancora più grave secondo me è il pubblico, noi ormai veramente è una barzelletta, noi giochiamo sempre in campo neutro, per gli avversari è tutto più facile, noi non abbiamo il sostegno a parte dei nostri ragazzini che li fanno entrare e che grazie a Dio ci sono, però insomma immaginate se il Palermo Calcio giocasse a porte chiuse tutto il campionato. E ha quasi anticipato la domanda, se tornando all'inizio della preparazione, considerando tutti i problemi del caso, se si aspettava di finire a ridosso della top 4 del campionato, ad un passo dal passaggio della fase a gironi di Len Eurocup, considerando appunto tutto quello che sta succedendo attorno a voi. No, non me lo immaginavo, io quando appena è uscito il calendario lo faccio un po' sempre, avevo fatto uno schemino con le squadre, le 4 squadre che secondo me con noi si sarebbero giocati il 6º e il 7º posto, e dando alcune partite vincenti, altre perdenti, come Correcco, Savona, Ortigia, bla bla, Trieste, insomma alla fine non eravamo entrati nelle 7 sotto questo mio schedino, ce l'ho ancora a casa, quindi questa è la testimonianza che la squadra si è superata, ha fatto meglio di... Io penso che, guarda, il primo anno abbiamo fatto benissimo, il secondo anche, il terzo anche, ma forse quest'anno anche per il livello, per i cambiamenti che ci sono stati e per tutto, forse è l'anno che abbiamo fatto ancora meglio di tutti. Parliamo ora della seconda parte della stagione, quasi atipica verrebbe da dire, considerando il lungo stop di circa 2 mesi e mezzo, come si gestisce e soprattutto se in un certo senso può, tra virgolette, giocare a favore di una squadra che comunque ha speso tantissimo fino a pochi giorni fa. Ma sì, io penso che il problema sarà, come hai detto tu, gestire questi 2 mesi, perché oltretutto non saremo al completo, mancheranno i 2 americani, è sempre difficile stare un periodo così lungo. Tu calcola la preparazione quest'estate, abbiamo fatto 2 settimane, perché poi abbiamo iniziato subito a giocare la Coppa Italia, addirittura 10 giorni, perché diciamo che la seconda settimana già siamo andati a giocare la Coppa Italia, e fare 2 mesi obiettivamente sono tantissimi. Dovremmo inventarci qualcosa, magari anche trovare qualche squadra con cui poter giocare, allenarci, perché qui non ne abbiamo, a parte la waterpolo non abbiamo altre squadre a Palermo per poter giocare, e poi sicuramente io su questo sono abbastanza convinto, mi servirà questo periodo per poter svolgere un determinato tipo di lavoro con alcuni giocatori che ho utilizzato meno, vedi Nuzzo, vedi Metodi, vedi anche lo stesso Marini, anche se Marini ha giocato di più, è stato utilizzato di più, specialmente Nuzzo e Metodi, per poter fare tutte le cose che non ho potuto fare in questo periodo veramente intenso. Ecco, quindi quasi un accenno alla domanda conclusiva: cosa chiede Marco Baldinetti al 2024 del Telimar? Nel 2024 del Telimar io chiederei un altro anno come questo passato, dove abbiamo fatto anche l'anno scorso, da gennaio in poi abbiamo fatto un grande campionato arrivando quarti, e io chiedo la stessa cosa, anche se fosse quest'anno sesti, comunque ritornare nelle coppe europee, stare di nuovo nelle coppe europee, penso che sia il massimo per noi, per la società, per tutti noi. Per l'allenatore è sempre un'emozione, è la prima esperienza che sto vivendo in panchina
per dirigere questi meravigliosi ragazzi. Non mi stanno dando nessun tipo di problema, mi ascoltano, durante gli allenamenti seguono a millimetro quello che gli chiedo, quindi per ora sta andando tutto bene e sono felice della scelta che ho fatto. Adesso invece da giocatore, hai fatto 4 gol, partita straordinaria, qual è quello che ti è piaciuto un po' di più? Sicuramente l'ultimo, quando mi sono presentato a tu per tu col portiere defilato e io ho fatto il cucchiaio. Quello secondo me è il più bello di tutti, ma anche gli altri non sono stati male perché abbiamo fatto un bel gioco di squadra, corale, quindi siamo arrivati in porta giocando a futsal, quindi è stata un'ottima prestazione, abbiamo fatto 11 gol, quindi bene, ogni partita va sempre meglio. Ora cerchiamo di recuperare qualche infortunato e andiamo a Giudecca per giocarci e rimanere quasi in testa alla classifica. Restando sempre per i gol, ci hai detto il gol più bello, però quello più importante anche in base al momento della partita? Il più bello sicuramente sono quelli agli inizi, perché sblocchi la gara, metti 1-2 gol di distacco alla squadra avversaria, quindi sicuramente quelli, però ti ripeto il più bello secondo me è stato l'ultimo. Invece parliamo di Giuseppe Ricotto, un ragazzo molto giovane che conosciamo nei campi di calcio a 5 ormai da diversi anni, un giocatore molto tecnico, veloce, però a volte forse un po' egoista. Oggi invece l'abbiamo visto praticamente passare tutti i palloni. Cosa è successo? È anche un po' fuori dal tuo sacco, qualche allenamento, magari hai parlato col ragazzo? Sì, Peppe è intanto un ragazzo straordinario perché non manca mai a un allenamento, dico, è costante e poi l'avete visto, c'ha una tecnica, una velocità, un uno contro uno che se ti salta è devastante, è imprendibile. Sì, oggi ha peccato forse un po' più di preziosismo, poteva fare qualche gol in più, invece ha preferito magari farlo fare al compagno. No, io sinceramente durante l'allenamento non gli ho detto niente perché lo lascio libero di dare in campo quello che si sente di fare, senza compiti, già lui lo sa quello che deve fare e lo fa benissimo. Quindi peccato soprattutto nel primo tempo, quando a porta vuota ha cercato di darmi la palla a me magari per fare gol a me, ma io non gli chiedo questo assolutissimamente, quindi anzi io sono più contento quando o faccio fare o fanno gli altri gol che quando le faccio io. Quindi magari oggi ha deciso così, però sicuramente alla prossima tornerà a segnare e a fare gol. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita contro il Giudecca. Li conosci? Ti aspetti qualcosa in particolare da loro? Come la preparerai? La prepareremo come abbiamo preparato tutte le altre, allenandoci con costanza, con determinazione e non pensare alla classifica né loro né in quella nostra. Andiamo a Giudecca per giocarci la nostra partita, io sinceramente non li conosco, quindi magari vedrò qualche partita che avete ripreso voi, quindi per dare qualche spunto, qualche cosa magari giovedì durante l'allenamento, però andremo a Giudecca per giocarci la partita come abbiamo fatto tutte quest'altre.
Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo tra Partinica Audace e San Vito Lo Capo. La prima frazione si è conclusa sul risultato di 0-1, gol di Alessandro Pirrotta a decidere per il momento la sfida, sesto centro di stagione per lui, come abbiamo già detto durante il commento della prima frazione, primo gol con la maglia del San Vito, proprio qui alla piazza di Terrasini. Tanto sembra esserci qualche problemino nella porta, quella a sinistra. Non sembra aver cambiato nulla il San Vito rispetto all'11 iniziale, mentre il Partinica Audace sembra pronto a cambiare qualcosa. Sta entrando Scardina. Cioè capire a chi lascerà il posto. Va a prendersi la corsia di destra. Detto Juniores ex Trapani. È uscito Panzeri e quindi Longo va a centrocampo. È iniziata adesso la ripresa di Partinica Audace San Vito Lo Capo. D'Amico. Lancio a cercare De Luca. Scrosso doveva provare almeno a lavorare su questa seconda palla. Poi Pulizzi. C'è bisogno di una grande prova di forza per rimontare 2 gol alla seconda della classe. Intanto Longo era riuscito a ripartire. Intanto un po' di problemi tra Scrozzo e Rosselli. Amiri. Cusumano. D'Amico. Prova questa giocata verso De Luca, che lavora bene col petto. Prova ad andare. Altro fallo ai danni di De Luca. E quindi calcio di punizione. Batte Longo. Tre uomini in barriera per Avignone. Per precisione Rosone, Cardella e Rosselli. Tre gol in stagione per Longo. Vediamo se proverà il tiro per cercare il poker. Va col mancino, un cross ad uscire. La palla gira, ma non a sufficienza. Si era buttato nel secondo palo D'Amico. Tanto ha iniziato a fare un po' di stretching Gabriele Butera. Vediamo se ci sarà spazio anche per lui. Questa ripresa per lui, 2 subentri in questa stagione, un gol contro le carenze, ma tante azioni propositive, quelle dell'ex Città di Mistretta. Anche lui un colpo importante di questa sessione invernale. Tanto Pirrotta a lottare con Cusumano, ha smanacciato le 2. Pronto a battere Rosselli. Palla secca
allontanata da Longo, poi a occhio a questa conclusione che poteva abbassarsi. Il vento, come detto a più riprese nel primo tempo, può giocare brutti scherzi. Mi scuso, tanto ha ripreso a piovere con il vento anche. Palla intanto giocata in profondità per De Luca, che va a proteggere la sfera. Rimessa San Vito. Maranzano a cercare De Luca, va a lottare, si aiuta col braccio De Luca, anticipato però da Di Benedetto. La palla esce. Ragazzi, dai, oh! Pronto Maranzano a cercare un cross con le mani. D'amico di sponda, arriva Pulizzi, c'è stato un tocco con le mani forse, no per il direttore di gara. Pirrotta, Cusumano con la mano alzata, come dire, stavolta non lo rifaccio. Rosolli apre, Bulades riesce a controllare, palla in profondità sulla fascia, contatto falloso ai danni di Maranzano, qui Forconi si è lasciato un po' andare. Che esempio, piglia? È una vergogna. Mica del schifo che fai. Viscuso. De Luca, scrozzo. Un giro su se stesso, forse un tocco di troppo e palla per De Luca che avanza. Salta un avversario, poi col tacco per Scrozzo. Ancora il capitano chiuso. Bulades. Poi Longo si sacrifica tanto anche nel ruolo di centrocampista. Gestione della palla del San Vito, lancio per Pirrotta e forse rientrava dal fuorigioco. Giocata per Rosone, occhio al 10, allontana la sfera Cusumano, resta a terra il numero 10 del San Vito. Poi Cardella atterrato, ma il fallo è dell'ex Castelbuono. Occhio perché c'ha spazio il Partinico. Scrozzo apre da Pulizzi che può andare. Longo, forse c'era fallo. D'Amico va a lavorare bene, poi esce male in palleggio il San Vito, ma in qualche modo riesce a non permettere al Partinico di ripartire. Tanto Amiri vince ancora una volta il duello. Poi D'Amico, colpo in pieno volto a Pirrotta per il direttore di gara, ma non sembrava proprio una sbracciata. Diverse scelte arbitrali. E a giallo per D'Amico. È giallo anche per Pirrotta. Così. Ah, almeno D'Amico il fallo comunque l'ha commesso. Il giallo a Pirrotta non si spiega. Entra un componente della panchina per soccorrere Pirrotta.
Alla fine Pirotto si è rialzato, quindi deve uscire Pirrotta per regolamento. Tanto grande chiusura di Cusumano che permette a Scardina di ripartire. Scardina verticalizza per Cusumano, ma la palla è irraggiungibile. Continua a scaldarsi Butera in attesa del suo ingresso in campo. Rinvio. Scardina pressato da Cardella, la rimessa è per il San Vito. Viscuso alza un campanile pericoloso. Scardina mette giù. Ancora Scardina. Prova ad andare. Poi Cardella. Cusumano ad avere la meglio su tutti. Poi palla per Longo. Può accendersi il 7. Si è buttato nello spazio Pulizzi, ma torna indietro da Maranzano. Viscuso. Maranzano. Pulizzi. Tocco per Longo, imbucato De Luca, però è troppo defilata questa palla, la tiene comunque in campo l'ex Marineo, chiuso, calcio d'angolo, ha fatto la cosa più giusta, era difficile da lì trovare un tiro, addirittura un cross. Salgono le torri, soprattutto D'Amico, Amiri, De Luca. Tanto arriva il cross sul primo palo, Viscuso si gira, un po' di difficoltà a vedere cosa succede, guadagna comunque calcio d'angolo l'ex San Vito e quindi c'è da metterla in mezzo meglio questa palla. Pronto Scrozzo, Valle cross sempre sul primo palo, ma una soluzione da rivedere questa. Tanto Scrozzo, fallo con le mani di Bulades, non ravvisato forse per vantaggio, vogliamo sperare. Ancora Scrozzo però. Prova a dargli una mano a Miri, un po' di confusione, Scrozzo se la porta e alla fine concede rimessa. Però rimane sempre il dubbio che quello fosse fallo con le mani da parte di Bulades. Ancora San Vito. Pertinoce però tiene schiacciato nella sua metà campo l'avversario che adesso riparte con Pirrotta. Viscuso lo chiude con eleganza, sempre Viscuso, fallo poi, quindi calcio di punizione. Amiri, D'Amico, Cusumano prova a sprintare ma stavolta si è allungata un po' troppo. Pulizzi, troppo per vie centrali, ma alla fine ha ragione Pulizzi che apre da Scardina, fuori gioco. Oggi il guardalinea ha deciso di farsi odiare dal pubblico dei Terrasini. Ma te ne gira a casa! Oh! Ma chi è
che casa San Vito hai! Cusumano, un grande anticipo, poi scrozzo con eleganza tecnica, va il cross per De Luca, anticipato, destro secco di Polizzi, ma palla in tribuna, doveva reagire di nervi adesso il Partinico. Le avversità della sfida sono tante, oltre al quotato avversario che comunque il Partinico sta regolando per bene, ci avrà a che fare anche con delle scelte discutibili di natura arbitrale, soprattutto in termini di fuorigiochi e rimesse laterali concesse. Da una è nata il gol di Pierrotta, che al momento sta decidendo la sfida. Tanto Longo a pressare Rosselli, palla allontanata verso Pierrotta che lavora, poi Bulades in pressione su Maranzano, il 3 con personalità, lo lascia sul posto, poi D'Amico gioca ancora sull'esterno, ma il San Vito riesce comunque a ritornare in possesso della sfera, poi Scardina, De Luca prova ad andare il 9, alla fine Partinico in qualche modo la palla ce l'ha. Viscuso sta continuando a forzare sulla sinistra nonostante il traffico. D'Amico in verticale, la palla finalmente arriva a destra dove c'è Pulizzi e Cusumano che ha tanta voglia di sfrecciare, punta, va al cross, la palla non arriva a destinazione, Amiri facile col petto, poi di testa, Pulizzi libero di controllare, c'è De Luca, prova ad andare col destro, Murato apre bene da Scardina, tenta il dribbling, tiro, calcio d'angolo, cresce il Partinico, aumenta l'entusiasmo. Longo dalla bandierina, il cross è buono, colpo di testa, palo di D'Amico, palo clamoroso di D'Amico, aveva impattato bene con la testa. Grandissima occasione per il Partinico Audace. Diciamo che Avignone tanta voglia di rinviare non ha. Adesso anche un po' di sfortuna per questo Partinico Audace. Viscuso, Amiri, portapalla, va direttamente in verticale da scrosso, ma la palla è persa. E questo, così si fa un po' l'idea che ha il San Vito adesso, quella di giocare col cronometro. Allontanato, poi Amiri, fallo, e deve stare attento perché è ammonito. In panchina di centrali ce n'è pochi. Lobaido non è indistinta e Filia è squalificato. Miri deve gestire bene i suoi interventi. Buon anticipo. Poi Rosone col tacco. Scrozzo, senza paura. Lotta con Rosone, non c'è fallo. E allora il lancio di Scrozzo per De Luca. Longo si sacrifica, fase di non possesso. Poi Cardella inizia il palleggio del San Vito. A Cusumano non ne vuole sapere. Troppo irruento nel liberare di questa palla. Maranzano bene sull'anticipo, Scardina punta l'avversario, va da Longo, scivolata perfetta da parte di Mustaccia che chiude. 2 gol quest'anno per il difensore del San Vito.
Va Maranzano, con le mani. D'Amico a lavorare di sponda, in mezzo non c'è nessuno al secondo palo. E per poco non trova l'Eurogol. Non sta facendo l'attaccante, ma continua a fare gol. Rimessa al fondo. 63esimo. È il momento di Gabriele Butera. Fuori un terzino, dentro un centravanti. Non ne vuole sapere di perderla questa partita, Mister Benante. Quindi sicuramente si va con la duo pesante De Luca e Butera in avanti. C'è da capire chi fa il quinto a destra, perché Amiri, Viscuso e Maranzano sicuramente saranno i tre centrali. Pulizio e Scardina quinti, stiamo parlando praticamente di almeno 5 attaccanti in campo, ma il momento suggerisce questo. Subito cross in mezzo per Butera, pallone liberato alla difesa. Il San Vito non esce dalla metà campo da inizio secondo tempo praticamente, si è giocata una porta. Anche il primo, diciamo, non è stato poi dominato dal San Vito. Intanto De Luca provano ad uscire i ragazzi di Comito, un po' in difficoltà. Roselli, bravo D'Amico in fase di interdizione. Poi Scardina, molto pimpante è entrato. Poi D'Amico al cross per Pulizzi di testa. Scrozzo dal limite, va col destro. Si allunga, Adignere blocca. Il rinvio a Vignone, ma sembrava quasi un regalo per Amiri, ma adesso è chiaro che si concederà più di qualcosa perché Pulizzi non è un quinto. Poi era subito in pressione, ha preferito entrare nel rompere il fraseggio al San Vito. Una certa che comunque ci può anche stare, perché se poi la squadra di Comito inizia a palleggiare è difficile rubargli palla, invece così dovranno andare una soluzione più lunga, invece stanno fraseggiando comunque. San Vito è tornato indietro e quindi si alza in pressione, arrivo. Stop di petto di Mister Benante e Maranzano che gioca subito con le mani. C'è ancora molto da vivere e giocare. Occhio a Butera. Il problema è che Avignone sta gestendo tantissimi palloni e questo significa tutto tempo in favore del San Vito. Intanto Maranzano, senza remore alcuna, ha deciso di andare a pressare a uomo. Maranzano con le mani a cercare De Luca. Poi Viscuso mette il piede su Pirrotta e chiude bene. Tanto richiamato il mister del Partinica Audace. Difficile capire il motivo da qui. Pirrotta col petto. Prova ad andare, ma Viscuso lo marca stretto. Pirrotta messo giù, riparte Scardina, vince anche il rimpallo, ma la rimessa laterale non può essere sua. Sicuramente si è rivelato una scelta azzeccata quello di far entrare l'ex Trapani. Sta facendo molto bene, anche se adesso non è riuscito a passare. Occhio a questa palla per Bulades. Maranzano libera D'Amico, occhio. Forse è meglio questo calcio d'angolo.
Pronto il corner, torna a affacciarsi in avanti la formazione ospite. Dopo più di 25 minuti di nulla. De Luca libera. Va a lottare Butera. La rimessa non c'è e la palla a quanto pare non è uscita. Ma Scardina fa un grande recupero palla. Poi Scrozzo. La palla sembra non voler uscire. Occhio perché Amiri era solo in mezzo a due avversari. Erano scappati tutti. E Pulizzi fa un grande recupero palla. È partito l'ex Real Suttano. Chiuso da tre avversari. E arriva giallo per Cosimo Cardella, che non protesta. Salgono come al solito le torri. È rimasto l'ultimo uomo Maranzano. Tutti dentro l'area, nessuno escluso. Ballongo, pallone velenoso, ma lo blocca Vignone. Subito Longo si è messo quasi centrale, cercare di evitare rinvii lunghi. Alla fine Vignone va uguale e Scrozzo chiude bene. Partinico che continua a stare nella metà campo avversaria con personalità. Scardina, Scrozzo per De Luca, la palla è sbagliata. Rimessa laterale, battuta adesso da Miraglia, colpo di testa di Maranzano. Longo ripropone il pallone in avanti. De Luca, sponda di testa, va a lavorare ancora il 9, atterrato e quindi calcio di punizione in favore del San Vito. Botta alla spalla per l'ex Marineo. Pronto Longo. Al cross per D'Amico, palla al limite, non ci arriva Viscuso. Pirrotta spazza. Assist per Rosone, Cascione è fuori dalla porta. E Maranzano fa un recupero palla che vale un gol. Butera regolare. Non c'è guardaline che tenga, Butera regolare. Avanza Butera. Poi fallo. Fallo di Butera. Addirittura si blocca un giallo. Butera sta facendo la raccolta di cartellini gialli da quando è tornato. Un po' sfortunato in questo senso, però 19. Ci sono ancora 18 minuti da giocare. Ci sono tutti i presupposti per cercare di vincerla ancora questa partita. Invio lungo. Scrozzo, controlla. Si propone Butera. Apre bene. E allora va Scardina. Messo giù, no, non c'è punizione. La ripartenza del San Vito. Rosone. C'è Cardella sulla sinistra. Longo. Addirittura ammonito. Ma non lo so. Quindi
Calcio di punizione per il San Vito. Si perde un po' di tempo. 5 uomini. Va Rosselli col destro. La tiene lì Cascione. Maranzano. Longo. Prova a prolungare. Scardina. Riesce a servire Butera. Ma la difesa del San Vito sta facendo una partita importante. Stanno imbrigliando parecchio gli elementi offensivi del Partinico Audace. Tanto Maranzano, Longo, riesce ad andare, palla per Pulizzi, un po' imprecisa, riesce a credere il numero 11, che alla fine non commette fallo, però Amiri. Longo di testa. Rosselli. Viscuso di testa. Rosselli aggancia. Butera prolunga per De Luca. Pulizzi. De Luca ancora. Altro giallo ai danni del San Vito. Di Benedetto ammonito. Pronto scrozzo. Per Longo, esce Cardella. Longo punta. Ha provato una specie di tiro. Difficile capire la scelta. Si muove qualcosa nella panchina del San Vito. Va rinvia Vignone. Butera ha servito De Luca. De Luca messo giù. Rigore! Rigore per il Partinico Audace. Follia del Vignone. Non c'è. Non si capisce se arriverà un rosso. Giallo per Mustaccia. Ma è comunque rigore per il Partinico Audace. Ma era ultimo uomo. Sarà rigore per il Partinico, ma questo cartellino è più arancione che giallo, per non dire rosso. Però comunque Partinico Audace deve essere contento di avere questa possibilità dagli 11 metri. È chiaro che adesso entrambe le squadre, chi per un motivo, chi per un altro, hanno qualcosa da dire
al direttore di gara. Ma una cosa è certa, Agostino De Luca ha la palla nelle mani. Lui sì che è interessato a poco. Tanto spintonato a Rosone così. E quindi è De Luca contro Vignone. Parte De Luca col destro e si sblocca con la maglia del Partinico Audace, con la sua esultanza. Sesto centro di stagione, il primo in nero-verde, un gol dopo 10 anni in promozione per il colpo di questa sessione invernale. È 1-1, palla al centro e 11 minuti che si prospettano spettacolari al Favazza, con un Partinico Audace con un assetto ultra offensivo. Adesso dovrà stare attento alle breffe, tanto Rosone fermato da Miri. Una grande partita, poi punizione dal limite di Pulizzi, era al limite la posizione del 10, battuta subito però dal San Vito, Roselli, Cascione smanaccia e la ripartenza di De Luca, c'è Butera, parte De Luca, fermato, si sacrifica Scardina, Pirrotta controlla. Adesso entrambe le squadre la vogliono vincere pur rischiando di perderla, però è tutto subito il San Vito. San Vito dopo il gol rimediato non ha perso tempo, si è lanciato in avanti, ha concluso in porta. Cascione è stato pronto nel rispondere, sicuramente più sollecitato l'ex Aspra in questa partita rispetto a quella con l'Empedoclina, dove non sono arrivati tiri nello specchio. Intanto c'è il primo cambio per il San Vito, esce Rosselli, al suo posto dovrebbe entrare Miceli. Un gol per lui quest'anno. Ingresso in campo per il numero 15 San Vito. Ma se il Partinico si deve difendere da questa rimessa laterale. Palla in mezzo, Maranzano la fa scorrere, adesso può liberare, c'è De Luca che non ha paura di andare e fa salire la squadra. Comunque deve stare attento Di Benedetto perché è ammonito, ma il fallo è del 9 del Partinico. I due si sono agganciati, ma l'importante era allontanare il pericolo e il pericolo è andato molto molto lontano dall'area difesa da Cascione. Un po' schiacciato il Partinico in termini di linea difensiva, con Pulizzi che aveva spazio per andare a coprire l'uscita palla. È chiaro che adesso il San Vito rischierà qualcosa in più rispetto a tutta la ripresa, dove si sono mostrati molto remissivi i ragazzi di Comito rispetto al baldanzoso primo tempo che abbiamo assistito. Butera protegge, prova con un tocco a servire De Luca, sale la pressione nero-verde. Avignone regala tanti palloni a Partinico e questo è uno dei tanti. Tanto è buona la palla per Scrozzo, ma
Anticipato da Mustaccia e fa un intervento provvidenziale. Poi Pulizzi, grande break, non riesce però a farlo partire. Poi Viscuso ha fatto un lavoro di mestiere, riconosce il fatto che ha commesso fallo. Tanto De Luca pressa e recupera palla. De Luca deve aspettare l'arrivo dei compagni. Regge il Partinico. D'Amico. De Luca aggancia. C'è Butera. Anche Longo aveva visto il movimento, l'ex Marineo, ma il San Vito ha voglia di rischiare. Il Partinico di pressare e allora Scrozzo va a recuperare quest'altra palla. Si è fatto un po' male qui il capitano del Partinico. Non sarei così sicuro che il direttore di gara ha fischiato punizione, anzi. Intanto De Luca si è reso protagonista di un recupero, è entrato il cane in campo e questo è anche bello. Scrozzo. Occhio a questo lancio per Rosone. Amiri lo deve prendere in qualunque modo. Palla allargata a Bulades. Occhio al suo tiro da fuori. Chiude D'Amico. Allontana e c'è un fallo di Pirrotta, che è ammonito, ricordiamo. Viscuso all'apertura verso De Luca. Cosa ha fischiato il direttore di gara? Sì. Un cambio, un altro, stavolta entra Minagro per il San Vito. Vediamo chi sarà ad uscire. Esce Rosone, possiamo dirlo, un pericolo in meno per il Partinico Audace. Però occhio alle forze fresche, che in minuti finali possono fare la differenza. Amiri, Viscuso, erroraccio di Viscuso che permette a San Vito di ripartire. Bulades deve chiudere Maranzano. Occhio a questo cross per Pirrotta. Amiri messo giù, tiro smorzato di Minagro, libera in qualche modo Pulizzi e c'è l'altra ripartenza. Longo, c'era spazio per De Luca. Scardina, Butera, rientra Butera. Longo deve ragionare, ha spazio e tempo il Partinico per farlo. Scrozzo dal limite, muove palla il Partinico Audace. Ancora Longo, palla per Butera, murata la sua conclusione dal portiere Avignone, che blocca. Buona manovra del Partinico, ma non è riuscito ad incidere. Tanto la palla è uscita, il San Vito un po' in bambola, il Partinico vuole vincerla e allora palla in profondità per De Luca che ha allungato la squadra. Protegge, fa la boa, prende anche un calcione, ma si deve rialzare, c'è bisogno di andare in area. E allora Longo, sempre De Luca si propone con i piedi sulla linea. Buona la giocata per Scardina, c'è Butera in mezzo, Scardina e calcio d'angolo, il Partinico attacca. Forse ci voleva un pizzico di anticipo nel servire a Butera, che era pronto a riscattare il piattone sbagliato con l'Empedoclina. Calcio d'angolo, batte Longo. Al solito salgono le torri.
È stata ed è ancora una battaglia questa partita. C'è bisogno di un gran cross da parte di Longo. Palla sul secondo palo per Viscuso, contatto falloso ai danni di un giocatore del San Vito. Lo solito Avignone. Tanto il mister Abenante chiede ai suoi di insistere, di continuare, di non mollare in questo finale. Lo sforzo è stato grande, ma non è sufficiente per vincerla. Intanto fallo di Scrozzo. Rilancio, Maranzano rischia tantissimo, doveva lasciarla a Cascione questa palla. Poteva avventarsi pericolosamente. Forconi. Fili. Scusa Tamiri, l'abitudine. Attacca questa palla per De Luca, che attacca la profondità senza paura. Protegge. C'è Scrozzo, l'ha visto, ma il pallone non arriva. Secondo fallo consecutivo di Scrozzo. Quattro minuti di recupero, dice il direttore di gara. Occhio ad Avignone che si prende un rischio e Partinico Audace può stare avanti. Palla lasciata a Maranzano. Salgono tutti, meno i due difensori. D'Amico, un po' di rischi inutili questi. Adesso c'è da spendere un fallo. Contropiede. Fallito dal San Vito. Ma quanti rischi inutili in situazioni di gioco da gestire con un pochino più di serenità. Occhio. Questa palla dentro l'aria. Cascione! Miracoloso! Anche se era fuori gioco. Grande uscita. Va Cascione a cercare Butera. Colpetto Butera. Rimessa San Vito. Se n'è andato il primo giro d'orologio di questo recupero. Tanto saltano tutti. È punizione per il San Vito. Tanto confronto un po' acceso tra Viscuso e Pirrotta. Di evitare queste situazioni in un momento. Alla fine due si chiariscono, quindi si può giocare fino a poche settimane fa. E allora punizione per il San Vito. Cascione costruisce la sua barriera. Palla in mezzo. Libera Pulizzi. Si torna a respirare sulle tribune delle Favazze di Terrasini. Scrozzo. Manda Longo in qualche modo. Può andare in porta Longo. Contatto in aria. Ma è chiaro che non si può dare rigore. Intanto D'Amico va a lottare con Pirrotta. E per Butera qua si fa un intercetto provvidenziale. Tanto Pulizzi da terzino aggiunto e poi fa il fantasista che riesce sicuramente meglio. Butera
con calma, torna indietro, Scrozzo, apre non benissimo, Maranzano fa quello che deve fare, De Luca, può puntare la porta, De Luca, fino in fondo, ancora De Luca, fa tutto benissimo, ne aveva saltati almeno 3. Forse serviva provare un tiro a questo punto. Quanto è bello vedere due squadre che vogliono vincerla nonostante il risultato di pareggio. Un bel match dovrebbe essere finito. Fischietto in bocca per il direttore di gara. E su questa scivolata di Maranzano finisce 1-1. Un bellissimo Partinica Audace San Vito Lo Capo per la posta in palio. Alla fine se la dividono due grandi squadre che si sono date battaglia. Quindi adesso il San Vito dovrà sperare in un risultato negativo del piano. È chiaro che contro l'Iccarense ci dovrebbe essere poca storia. Per il Partinico invece terzo risultato utile consecutivo dopo i 2 successi con Iccarense ed Empedoclina. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando saremo in diretta per seguire il match tra Giardinellese e Partinico Audace. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguo di 2024.